Buona giornata cari telespettatori, eccoci anche quest'oggi insieme. Vi avevo detto, incomincia da ieri la settimana delle dirette, andremo avanti ogni giorno, quindi la possibilità nuovamente di partecipare con le telefonate, con i messaggi, insomma di essere protagonisti anche voi delle nostre trasmissioni. E avevo anche preannunciato protagonisti quest'oggi i piccoli comuni, sono più di 2000 a livello nazionale, sono delle realtà importantissime. Quanti di voi, di noi vivono in piccolissime realtà? Stiamo parlando di comuni al di sotto dei 5.000 abitanti o comunque vivono in realtà, anche se più grandi, che hanno le dinamiche del piccolo comune. Per alcuni la risposta è più facile vivere in un piccolo comune, gestire e amministrare una piccola realtà che non un grande comune dove ci sono certe problematiche, certe istanze, dove è difficile comunque trovare delle soluzioni. E poi il patto di stabilità di cui tante volte abbiamo parlato, che pone dei limiti, dei freni all'azione dell'amministrazione comunale nel fare certi interventi, soprattutto dove c'è la coscienza di questo, quindi non ovunque, ma nella maggior parte dei casi, soprattutto nel nord-est Italia, questo è fortemente sentito. Ma cosa succede per i piccoli comuni? Con la spending review si è parlato di fusioni, accorpamenti, di togliere certe realtà, non dico cancellarle, toglierle comunque l'identità per risparmiare risorse, quindi per venire incontro a quelle che sono le principali esigenze del nostro Stato. Ma è così realmente? E cosa comporta alla fine, scava scava, per i cittadini, per chi vive opera nel territorio? Ne parliamo con i nostri protagonisti. L'occasione è importante perché sabato 15, in realtà parte dal 14 al 16, si svolge il cuore dell'Assemblea Nazionale dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani, l'ANPCI, e si svolge proprio nel Veneto, a Nogarole Rocca, in provincia di Verona. Sabato ci sarà anche un convegno, il dibattito è acceso più che mai in questo momento, ma vediamo di capirci qualche cosa in più. Qui con noi in studio abbiamo Oscar Tosini dell'ufficio del direttivo nazionale dell'ANPCI, ben arrivato qui con noi. Grazie. E anche il sindaco del comune di Nogarole Rocca, in provincia di Verona, che ospiterà questo evento, quindi anche ha una bella responsabilità, un onore ma anche una bella responsabilità, Luca Trentini. Ben arrivato con noi anche signor Buongiorno sindaco. a tutti i telespettatori. Io direi di partire dal nazionale per avere un po' una panoramica, ma poi entriamo nello specifico perché lei come sindaco qui mi rappresenta le realtà nordestine in modo particolare. Io dico nordestine perché poi molti ci seguono anche dal Friuli Venezia Giulia, dalle zone dell'Emilia Romagna, per cui abbracciamo questa fascia qui in generale, piccoli comuni di questo territorio. Qual è la situazione con la spending review e quale tipo di, tra virgolette, mazzata vi dovete aspettare? Bene, intanto buongiorno a tutti e buongiorno ai nostri telespettatori. Io vorrei partire da una realtà un po' diversa. Allora, in Italia abbiamo 8.094 comuni. I piccoli comuni sono 5.600. Però i piccoli comuni non si trovano solo nella nostra Italia, ma sono anche in Germania, 12.000 comuni, sono anche in Spagna, 8.000 comuni, sono anche in Francia, 36.000 comuni. Il problema allora non sono i piccoli comuni, ma sono come va gestita l'amministrazione all'interno dei piccoli comuni. Perché se è vero che la spending review riguarda i comuni e i piccoli comuni dell'Italia, non si capisce negli altri stati europei com'è la situazione. Non è che sono spreconi in Francia perché hanno 36.000 piccoli comuni, oppure in Germania che hanno 12.000. Qua il problema diventa la gestione. Ma sono ecco così costosi? Ma guardi, tanto quanto i nostri? io le dico che i comuni sono costosi nella misura in cui si amministra. I sindaci dei piccoli comuni io credo che sono dei volontari della pubblica amministrazione. Che cosa significa questo? Noi abbiamo tantissimi volontari i sindaci sono volontari. Perché? Perché dedicano il proprio tempo libero per sostituire a volte anche chi all'interno di un comune manca quella figura professionale. Più di qualche volta, io ho fatto il sindaco per 2 mandati, mancava il solo necroforo, ho dovuto andare a aprire il cimitero. Ma con questo non mi vergogno, perché fare il sindaco in un piccolo comune vuol dire donare se stesso alla propria comunità. E allora credo che con la spending review troveremo senz'altro delle difficoltà, ma noi siamo pronti a venire incontro
alle esigenze dei nostri cittadini, ma soprattutto siamo disponibili a venire incontro perché la spesa della burocrazia, ma la spesa anche della pubblica amministrazione sia contenuta. Ma ognuno deve fare la sua parte. Noi come piccoli comuni stiamo facendo la nostra parte, la stessa parte la devono fare anche i ministeri, le province e le regioni. Quindi che cosa risponde lei a quanto sostiene il nostro governo? A proposito dei costi che sono da tagliare, si è parlato appunto, prima si è partiti dalle province, certo, e poi si è sceso ai piccoli comuni, adesso poi staremo a vedere se si parla di città metropolitane che dovrebbero in qualche modo sostituire determinate entità. Che cosa ribadite voi? Perché penso che comunque la voce la farete sentire. Certamente noi la voce la facciamo sentire, l'abbiamo già fatta sentire con gli incontri che abbiamo avuto al Ministero, ma domenica prossima, sabato prossimo la faremo sentire in maniera più pubblica. Che cosa diciamo? Diciamo che noi siamo pronti per fare i servizi assieme, ma già da ora li facciamo. Il nostro segretario comunale fa 2 o 3 comuni con nessuna indifferenza, servizi li possiamo mettere assieme, però diciamo una cosa, non deve essere obbligatorietà. Stesso io rappresento anche un'unione dei comuni, ma con questo non vuol assolutamente dire perdere quella che è l'identità di un comune. I servizi li possiamo fare assieme e la forma di fare assieme i comuni può essere la convenzione, che è un sistema molto più semplificato rispetto all'unione. Io credo che i servizi possiamo farli assieme, lo scuolabus lo possiamo gestire assieme, le scuole le possiamo gestire assieme, però l'identità del territorio deve essere unica. Non c'è nessun problema per quanto ci riguarda, però quello che io vorrei dire è calare dall'alto delle imposizioni, questo io credo che non sia corretto. Devono essere i cittadini, devono essere i propri rappresentanti a decidere. Allora, calare dall'alto le imposizioni, però abbiamo visto che ci stanno calando dall'alto tante imposizioni, non solo a voi comuni, ai cittadini, e purtroppo dai dati odierni, inutile nasconderlo, non si vedono soddisfacenti risultati. Si è visto un'economia sempre più compressa, si è visto proiezioni di non crescita, anzi di mancate prospettive di crescita. Quindi anche per voi la situazione si fa dura, voi dovreste riuscire a sostenere in parte le difficoltà che dovranno affrontare sempre più cittadini, invece vi trovate giocoforza costretti per sopravvivere a gravare ulteriormente con per esempio un IMU. L'odiata IMU, soprattutto a seconda casa, abbiamo avuto anche interventi telespettatori ieri che giustamente dicono: ma come, io ho fatto sacrifici per avere una casettina che mi dia un po' di sicurezza e di garanzia, sono pensionato e adesso questa mi viene a costare tanto quanto. Ci ha fatto un esempio, buttato là adesso a lei. Certo, no, è uno dei tanti. È uno dei tanti. I temi sono molto complessi, ma per cercare di semplificare direi questo. Mi riallaccio al ragionamento di Oscar Tosini fatto poco fa. Non è possibile pensare di risanare in tempi brevissimi una situazione di contabilità dello Stato con continui decreti d'urgenza che impongono delle vere e proprie rivoluzioni. Ora, per cercare di far capire anche ai cittadini che cosa significa, ai cittadini soprattutto dei piccoli comuni, ecco, dal 1° gennaio 2013 i piccoli comuni dovrebbero contemporaneamente entrare in patto di stabilità come i grandi e soprattutto hanno degli obblighi di fondere, di unire le gestioni dei propri servizi in gestioni associate. Patto di stabilità con i grandi vuol dire che devono attenersi tanto quanto quelli più grandi hanno a delle regole limiti molto di spesa. ferree. Ecco, innanzitutto, per completare il ragionamento di prima, questa è una rivoluzione che non ha precedenti nella storia repubblicana, fatta in 3 mesi. Quindi lascio immaginare anche la complessità nell'adeguarsi a queste normative, per cui molti colleghi sindaci, io li sto sentendo perché stanno aderendo anche alla nostra iniziativa, si scambiano delle opinioni e sono preoccupatissimi perché è tutt'altro che semplice da raggiungere come obiettivo. Patto di stabilità, tanto per fare un altro esempio molto concreto. Allora, i piccoli comuni e i sindaci dei piccoli comuni, come diceva prima Tosini, sono a diretto contatto con i cittadini e quindi anche molto controllati su come gestiscono le risorse locali. Il patto di stabilità impone, a prescindere da quanto uno abbia ricevuto dai propri cittadini in termini di tasse per dare dei servizi, che comunque si spendano meno soldi di quelli che si spendevano gli anni precedenti secondo dei parametri molto complessi. Il caso del mio comune, per fare un esempio,
3.500 abitanti, la mia ragioneria mi ha già informato che nel 2013 il nostro obiettivo di rispetto del patto di stabilità è di ridurre le spese di circa 150.000 euro. È una somma per la quale io non so effettivamente, ma dovremmo cominciare a tagliare benefici nei confronti delle famiglie, probabilmente stato sociale, servizi sociali e quant'altro. In altri termini mi sono preso degli impegni con i miei cittadini, cerco di rispettarli, devo tassarli in più con l'IMU, come diceva lei prima, e contemporaneamente per avanzare fondi che poi saranno destinati non sappiamo bene a cosa, dare anche loro meno servizi. Ecco, noi stiamo vedendo delle immagini che ci fanno capire un po' la tipologia di una realtà comunale. Le spese, le vostre spese, in che cosa consistono? Perché immagino l'obiezione di chi sta a casa, ma allora lasciate a casa alcuni dipendenti comunali che non fanno niente, che così ci risparmiamo un po' di soldi, un paio di dipendenti o un dirigente già sono i 100.000 che tornano. Sì, certo, perché poi qua ci siamo trovati il comune di Padova che i dirigenti hanno avuto un bonus mostruoso che già si portano. Un conto vede è fare questo ragionamento in enti che hanno 50 o 60 dirigenti, un altro conto è fare un ragionamento in enti che ne hanno 1 o 2 al massimo. Non è che si possa lasciare a casa l'unico che c'è perché è una funzione e una figura obbligatoria. In che cosa agiamo noi comuni? Tutti i servizi che riguardano per esempio la scuola primaria, i trasporti scolastici, i servizi sociali in un periodo come questo in cui sono fortemente necessari sostegni sociali, reti sociali, contributi anche alle famiglie in difficoltà, ecco, queste sono funzioni tipiche del comune e di nessun altro. Tutte le funzioni che riguardano la manutenzione del territorio, la gestione del territorio, il rilascio delle concessioni edilizie, insomma tutte quelle questioni che riguardano la prossimità di servizi al cittadino. È bene che sia chiaro questo aspetto, perché il cittadino riceve una miriade di servizi quotidiani proprio dal suo comune e non da altri enti. E vale a dire che i comuni devono fare ogni sforzo per cercare di qualificare al meglio la spesa e di non sprecare risorse. Ma io direi che ci sono moltissime realtà in cui questo è già stato fatto e imporre ulteriori sforzi per decreto significa a questo punto molto probabilmente andare ad intaccare i servizi ai cittadini e questo francamente non è accettabile. No, perché le tasse le pagano sempre più alte. Per questo punto esattamente. L'IRPEF aumenta. Con l'IMU siamo stati costretti a tassare i cittadini in maniera molto consistente e ad accontentarci di trattenere nelle casse dei comuni meno risorse di quando avevamo l'ICI. In più dovremmo addirittura queste minori risorse spenderle in misura ancora minore perché in definitiva ci obbligano ad estinguere i debiti, i mutui comunali. Va detto anche, parlo per il mio comune ma credo che nella nostra area sia così un po' per tante realtà, che non siamo nemmeno delle realtà sovraindebitate come piccoli comuni, siamo sempre stati molto attenti con la logica del buon padre di famiglia a gestire le cose, a fare i passi lunghi a seconda della gamba, come si dice in termini dialettali. No? Ecco, per cui in questa situazione diventa difficile. Non si può fare ovviamente una difesa d'ufficio di tutti i comuni dicendo che tutti sono santi e virtuosi. Ci sono sicuramente dei margini di miglioramento, però un conto è magari tra Stato centrale e associazioni di comuni individuare a mio avviso dei percorsi che vadano a ridurre le spese dove queste sono eccessive. Ci sono indici che dimostrano che alcuni comuni hanno il doppio, il triplo, il quadruplo a parità di dimensioni di dipendenti di altri. Allora un conto è agire in maniera selettiva, ma qui stiamo agendo in maniera orizzontale e quindi mettiamo in difficoltà proprio coloro che fino ad oggi hanno cercato di amministrare in maniera coscienziosa. Ecco, qui si sente forte questo tipo di problema. La mannaia sui comuni in modo orizzontale, la mannaia sui cittadini in modo orizzontale è stata un po' la stessa cosa, questa è stata vista ovunque e forse non è gradita a tutti, almeno a chi si trova in certe difficoltà economiche o sta perdendo il posto di lavoro questo non è gradito. Poi chi ha il posto fisso, dipendente pubblico e quant'altro prende una certa pensione di un certo livello, il problema non sorge, per carità, per cui bisogna dire che ci sono anche qui, si stanno creando una scissione netta tra due Italie, in senso qua invece orizzontale vero e proprio, non verticale. Vorrei affrontare anche questo tema per capire con una provocazione, ma allora facciamo una fusione di questi comuni, no? Cerchiamo di accorpare con problematiche analoghe e li accorpiamo insieme in modo da risparmiare. Quello che va oltre dice sì, ma poi questi soldi, c'è chi ci dice che possiamo spremere quanto vogliamo, ma poi non torneranno a beneficiare dei cittadini ed è questa e delle imprese del territorio, perché il nostro Stato è un pozzo senza fondo, più ne ha più ne assorbe e nulla ritorna indietro. Vorrei avere appunto la risposta da parte vostra, andiamo un attimo in pubblicità, poi ritorniamo insieme.
Eccoci qua. Allora, le ho fatto la provocazione prima della pausa pubblicitaria. E questo pozzo senza fondo che è lo Stato, che assorbe, però poi non rigurgita denaro per poter almeno aiutare un po' queste realtà. Che cosa fa a dire? Abbiamo la telefonata, un minuto solo perché il tempo a disposizione per l'intervento è sempre non oltre di un minuto. Pronto, chi parla? Pronto, buongiorno dottoressa e bentornata e buongiorno ai suoi gentili ospiti, sono Nadia e parlo da Padova. Dica signora, Io vorrei gentilmente una risposta in merito. Io ho una casa in Alto Friuli e c'è un comune che ha 420 persone da governare e un altro comune che ne ha 200. Quindi 400 più 200, 600, mi sembra che sia 2 comuni, sia uno sperpero enorme. In più, queste, secondo il mio parere, perché adesso io lascio il mio numero se vogliono, posso parlare assieme a questi signori che stanno parlando, perché non vi vedo da dove sto parlando col telefono. Io dico che alle volte abbiamo dovuto prendere lo statuto della regione per capire se sono approvate le leggi dando delle licenze, delle richieste che fa il cittadino per avere delle risposte dal comune. Si è dovuto addirittura arrivare allo statuto della regione Friuli Venezia Giulia per sapere, addirittura andare dal prefetto per avere delle conferme. Ma allora questi governi e la gente che paga le tasse e non ha dei risultati, da chi dobbiamo andare se questi comuni sono così, fanno il bello e il cattivo tempo dei cittadini, che le tasse bisogna pagarle perché noi paghiamo le immondizie e andiamo un mese e paghiamo tutto l'anno. Allora non sono sperperi di tenere in piedi un comune per 400 persone, un comune. Vorrei una risposta e lascio il mio numero se voglio contattarmi per dire cosa è successo privatamente. Grazie e buongiorno. Grazie signora, buongiorno. Vuole rispondere lei? Io ringrazio la signora di questa domanda. Non credo che sia uno sperpero mantenere un sindaco che ha un'indennità di 300-400 euro al mese, oppure mantenere 2 assessori e 8 consiglieri che hanno un'indennità molto bassa. Però la presenza di un sindaco, la presenza degli assessori è una presenza di garanzia all'interno di un territorio. Se non ci fosse queste persone che comunque hanno il proprio ufficio nella piazza, perché il sindaco di un piccolo comune nel tragitto che fa di andare a casa fino in comune viene fermato perché lì è il suo ufficio. Io credo che la signora ha qualche problemino forse di comunicazione con il sindaco di quel territorio, sono ben disponibile a ricevere la sua telefonata e cercarla di aiutare. Però dico alla signora che gli sperperi ci sono nella pubblica amministrazione, ma non all'interno di questi piccoli comuni, ma in altri ben gangli dell'amministrazione. L'immondizia o la tassa rifiuti è un servizio che lo Stato impone ai comuni di andare al costo totale del servizio. Se la signora poi dopo utilizza la sua abitazione per solo un mese oppure inferiore ai 6 mesi, può chiedere. Allora, giustamente diamo un po' una spiegazione semplicissima, perché l'abbiamo detto tantissime volte in trasmissione. Il patto di stabilità è un limite, diciamo così, un limite che queste aziende, che sono i comuni, chiamiamole adesso aziende, stiamo parlando di soldi, di spesa, ai quali le aziende devono attenersi. Cioè i comuni non possono spendere più di un tetto fisso, stabilito, ogni comune ha la sua. Questa è la massima semplificazione, si può dire questo? Sì, è estremamente semplificato. Per spiegarlo a chi ci ascolta. Diciamo che un comune non è che non possa spendere più di un certo tetto, se lo fa. Deve ridurre la sua spesa del 5 di percentuali particolari rispetto alla media di spesa del triennio precedente.
Cosa vuol dire? Vuol dire che a prescindere che io abbia o meno le risorse, se nei 3 anni prima ho speso 100 lire, quest'anno mi autorizzano a spenderne solo 95. Poco conta se sono aumentati i bisogni delle mie persone, il costo dei servizi. Lo Stato e la legge purtroppo di questo non se ne occupa e dice semplicemente devi fare un avanzo, chiamiamolo primario, del 5% all'anno. Cosa succede? Questi soldi avanzati normalmente dove finivano? Questi soldi avanzati, bene dirlo per i cittadini, sono nelle casse dei comuni. Adesso i comuni grandi che sono soggetti a patto di stabilità hanno quantità di soldi enormi ferme con cui non possono pagare investimenti e non possono pagare fornitori e non possono pagare servizi, solo perché queste poste attive nelle contabilità dei comuni vanno poi a compensare delle poste passive nella contabilità generale dello Stato, per cui il patto di stabilità dovrebbe essere rispettato dal Paese Italia. Si cerca di fare avanzo primario nei comuni e questo compenserà un avanzo primario che non si riesce a fare a livello ministeriale o di altri fondi di spesa. Il problema grave qual è? Il problema grave è che queste risorse non sono disponibili né per servizi ai cittadini né tantomeno per investimenti che potrebbero creare lavoro, potrebbero creare un volano economico. Questo è il vero dramma. Ma allora i cittadini dicono, ma perché allora ci aumentate le tasse, l'IRPEF, eccetera, se comunque dovete tenervi a una spesa e magari ci potete arrivare senza gravare ulteriormente su di noi? Ma il problema è che l'IMU non abbiamo deciso noi di applicarla così. L'IMU è stato deciso a livello ministeriale ed è stata una mazzata enorme, non solo per i cittadini ma anche per le casse dei comuni. L'IRPEF è ovvio che nel mio caso io non l'ho aumentata, ma chi ha dovuto aumentarla è chiaro. Se il gettito dell'ICI, della vecchia ICI, era pari a 100 lire, la nuova IMU, nonostante munga abbondantemente il contribuente, ti dà solo 80 lire di gettito, è chiaro che tu devi in qualche maniera compensare le minori entrate e ti regoli con l'IRPEF o con altre tasse locali, non sono poi molte. Il problema è che siamo diventati in qualche maniera dei gabellieri, si diceva prima, no? Nel senso che stiamo prelevando tasse che dovrebbero essere locali, ma che sono trasferite allo Stato centrale. Ora, tutte queste risorse ferme nei comuni attraverso il patto di stabilità potrebbero essere un volano economico eccezionale nell'aiutare la ripresa economica. Ma servono allo Stato a questo punto? Ho capito, ma bisogna che decidiamo se vogliamo fare ripresa oppure se vogliamo semplicemente solo fare rigore economico. Se vogliamo fare ripresa, e questa è una delle cose che io credo che dovremmo chiedere nell'assemblea dell'ANCI, ecco, dovremmo chiedere che non venga applicato il patto di stabilità sui piccoli comuni perché sarebbe l'impatto devastante a livello, io presumo, di paralisi, e anche per i medio-grandi che venga allentato perché i comuni possono essere uno dei motori di ripresa. È chiaro che se lo Stato deve contenere le spese deve badare a contenerle anche in altre fonti e non solo scaricare il patto di stabilità prevalentemente sui comuni, che mi pare che rispetto al bilancio complessivo dello Stato assommino all'incirca un 15-20% della spesa complessiva. I comuni possono essere un volano di ripresa economica. Nel mio piccolo ho una scuola da adeguare, un intervento da 1 milione di euro, non potrò farlo perché non posso contrarre mutui e devo appunto rispettare il patto di stabilità, ma se non avessi questi vincoli io potrei da un lato mettere in sicurezza una struttura pubblica e da un altro lato far lavorare delle imprese che in qualche maniera adesso mi stanno chiedendo lavoro per non lasciare a casa i loro dipendenti. Non parliamo addirittura dei tanti sindaci soggetti a patto di stabilità con cui insomma ci parliamo quotidianamente, che avendo fatto investimenti per rispettare il patto non possono pagare i fornitori e diventano effettivamente dei primi cittadini insolventi loro malgrado. Non lo facciamo come privati a casa nostra e diventiamo insolventi come amministratori pubblici. È veramente, guardi, una cosa difficile solamente da pensare. Ecco, il cittadino sappia che i comuni devono e vogliono fare la loro parte nel contenimento della spesa pubblica, ma non è con decreti che bloccano in maniera asettica, in maniera ragionieristica le spese che ne usciamo, perché molto spesso questo, sono convinto, si tradurrà in tagli e sacrifici che poi pagano i cittadini direttamente. Senza avere nessun tipo di beneficio, perché poi alla fine questo è il problema, dicevo il famoso vortice dello Stato che tutto assorbe ma nulla risputa, insomma, è giusto o no? Certo, certo. Allora io volevo anche aggiungere a quello che ha detto il mio collega. Una volta i comuni avevano la propria tesoreria dove i risparmi li mettevano in questa tesoreria. Adesso
i tesoreria risparmi, unica. una tesoreria unica Roma. in Banca d'Italia a Roma. Neanche gli interessi avete più? No, che meno gli interessi davano un po' di gioco, no, niente, tra virgolette. assolutamente nulla, assolutamente nulla. E allora quello che ci impongono di non spendere non viene ritornato in termini di servizi ai cittadini che hanno precedentemente pagato le tasse, ma viene dato a Roma. Ma allora a questo punto io... Allora c'era, guardi, mi permetta, c'era non un disegno, ma un movimento, soprattutto dei sindaci del nord-est, circa di 3 o 4 anni fa, 3 anni fa, quali si diceva, ma guardate, noi da Roma non vogliamo nulla, noi da Roma non vogliamo nulla, vogliamo solo mantenersi nel nostro territorio il 20% dell'IRPEF che i nostri cittadini pagano, solo quello. E con quello avevamo molto, ma molto di più trasferimenti, aiutando anche dei comuni che non avevano la possibilità di avere una somma bene a disposizione. Bene, questo movimento di sindaci, queste idee nate proprio qua nel nord-est è fallito. È fallito miseramente perché qualcuno non l'ha voluto portare a termine. Ma lì si individuava... Chi è che non ha voluto portarlo a termine? Alcuni partiti che adesso non sono più rappresentati all'interno del governo, oppure che non appoggiano il governo. E vabbè, questa purtroppo è la situazione che ci dobbiamo ad affrontare, però tutte queste istanze, queste esigenze che poi mutano quelle dei cittadini, almeno in parte o in buona parte di queste realtà, poi voi dovrete portarle in ogni caso al governo per sperare di ottenere qualche cosa. Cioè questa è l'assemblea, sostanzialmente non è un'esibizione che fate, ma è un modo per far capire che ci sono dei problemi, vogliamo risolverli prima che sia troppo tardi, perché poi quando passa il patto di stabilità per i comuni minori, quando vengono presi fatti determinati decreti, basta. Inseguire non serve a nulla. Esatto. No, per come conosco io l'AMCI, che da anni insomma, che siamo associati, che la seguo, sono persone, è un'associazione molto concreta. Di solito queste giornate finiscono con un documento programmatico, una piattaforma di richieste che viene inoltrata poi al governo. Io credo che si possa riassumere tutto in una richiesta di autonomia, che non vuol dire separatismo, farsi lo Stato a casa propria, significa all'interno della Costituzione, mi pare l'articolo 114 decreta che i comuni sono uno dei livelli organizzativi dello Stato e sono autonomi per le proprie funzioni. Ecco, bisogna tornare ad avere autonomia nella decisione su come gestire i comuni, associarsi con chi, come, per fare che cosa e non imposizione. Autonomia soprattutto nel gestire le risorse che sono risorse locali, ovvero se un cittadino mi dà 100 lire da gestire, mi scusi le lire, ma 100 euro, certo. ecco, in base ad un programma che io ho sottoposto e che è stato votato, io dovrei essere nelle condizioni di rispondere fino in fondo dei soldi che mi vengono dati e degli impegni che mi sono preso. Io credo che nell'autonomia, seppur orientata a un risanamento del bilancio complessivo dello Stato, nell'autonomia stia una delle chiavi di volta per superare questa crisi. Ovvio che l'autonomia deve mettere in condizioni gli spreconi di non sprecare più. E quindi anche i famosi costi standard di cui ecco, le nostre ragionerie sono impegnate da 1 anno e mezzo a fornire dati allo Stato centrale, dati di bilancio per stabilire questi parametri. Bene, vengano prodotti, confrontiamoci su questi ci saranno comuni che devono rientrare, ma i virtuosi devono essere lasciati nelle condizioni di governare le loro risorse, perché altrimenti, ripeto, la mancanza di autonomia limiterà anche, soprattutto nelle nostre piccole realtà, la possibilità di risposta ai bisogni della gente. E francamente insomma, siamo eletti per dare mandato a quello che è l'impegno elettorale che abbiamo assunto. Assolutamente. Mi permetta poi di fare anche un altro piccolo inciso. Rapidissimo, che siamo in chiusura. Sì, il piccolo inciso è che anche la riduzione dei consiglieri comunali nei piccoli comuni per ridurre la spesa pubblica è uno di quei provvedimenti che non porta a nulla se non a danni. Un consigliere in un comune come il mio costa 18 euro lordi a seduta di consiglio comunale, ne facciamo 6 all'anno, il cittadino può fare i conti di che cosa costa. Ma è un fondamentale anello di congiunzione, in realtà un consigliere, tra pubblica amministrazione e cittadino, e i comuni oggi sono delle officine, delle palestre, delle fucine per la classe dirigente di domani. Io credo che andare anche qua a tagliare significa fare tagli che sono demagogici e rischiano di mettere in difficoltà la costruzione di un futuro che speriamo tutti migliore, partendo proprio dall'esperienza sul campo a contatto con i cittadini. Assolutamente. Io vi ringrazio di aver partecipato, ringraziamo naturalmente voi di averci seguito.
Daremo naturalmente il resoconto di questa 3 giorni, perché la nostra emittente sarà presente a Nogarole Rocca in modo particolare la mattinata di sabato, quando ci sarà questo convegno significativo, e quindi con i nostri TG vi daremo l'aggiornamento di che cosa ne emergerà. Parleremo ancora di questo nella nostra diretta di martedì prossimo dalle 21 alle 23. Avremo non solo i nostri 2 ospiti qui presenti, ma anche altri esponenti, con la vostra partecipazione, le vostre considerazioni e riflessioni, perché viviamo tutti in comuni più o meno piccoli, comunque le dinamiche sono sempre quelle. Grazie ancora, appuntamento come sempre a domani, buon proseguimento. Buongiorno.